Prego, Piva. Noi parliamo spesso di recupero energetico perché lì riusciamo a quantificare il tornaconto economico nel fare l'operazione. Sappiamo che entro 8 anni rientriamo dall'investimento, ma ci sono altri aspetti che riguardano per esempio l'antisismico, che è solo quando succede l'evento che ti accorgi e quantifichi quello che non hai fatto prima. E comunque in un'azione così contestualizzata, lì l'utilità c'è per tutte le dimensioni di impresa, per tutti quanti i generi di lavoro, non è più qualcosa di tagliato per una determinata ma infatti, ma è anche un rivedere la propria impresa a questo punto, sì, perché al di là sì. di tutto... È chiaro che con questo passaggio epocale che stiamo facendo, perché prima abbiamo parlato dei 4 anni di vacche magre, alternanza. Questa è una crisi, se vogliamo ancora chiamarla così, dalla quale non si torna più fuori con lo stesso sistema con cui si è tornato dalle altre. Cioè, finito quando passerà tutto questo, non tornerà più come prima. Avremo comunque da fare tutte altre cose, queste soprattutto, quindi la riqualificazione, e guardate che c'è da riqualificare anche il quartiere, non solo l'edificio. Ma quello che diceva un po' l'assessore, cioè ma anche l'ambiente, se vogliamo, certo, intorno, certo. Perché poi il quartiere è inserito in un ambiente... È molto ampio il discorso ed è per questo che servirebbe una visione generale della cosa. E quindi riesci a fare un'evoluzione e comunque poi chi opera nel settore deve misurarsi con metodi assolutamente diversi da quelli che si usavano in passato. È vero che servono le gru anche per fare le riqualificazioni, però servono anche delle competenze. Bravo, infatti volevo arrivare a quello. Servono delle competenze che pochi hanno. Che non tutti hanno. Il professore Della Pupa nelle sue indagini ha rilevato che da quando è iniziata questa fase congiunturale sono state sostanzialmente pochissime le aziende che hanno cominciato ad adottare delle misure per guardare lontano. Che hanno fatto innovazione, ricerca, esatto, che hanno investito nella qualità, perché si è costruito tanto e male, cioè, bene ricordare anche questo, perché certo, voi lo sapete, sicuro, cioè, si comprava, cioè, la casa te la piazzavano così com'era, prendere o lasciare. Molte delle cose anche nuove che sono invendute probabilmente dovranno essere risistemate prima di trovare un mercato oggi con le necessità che ci sono. Ecco. Però da lì nascono delle necessità di evolvere, di crescere anche per chi opera nel settore ed è questo il ruolo che sta in parte svolgendo Edilcassa Veneto, che ha cominciato a guardare oltre a quelli che erano gli impegni contrattuali che ha l'ente, ma quello di dare una mano alle aziende che operano nel settore a riqualificarsi, a crearsi delle competenze nuove di modo da essere pronta a rispondere alle nuove esigenze del mercato. Per esempio, in particolare, per esempio, per la gente che ci ascolta, che ci vede? Beh, allora, noi in Veneto abbiamo una tradizione antichissima. Molte delle peculiarità sono andate perdute perché non abbiamo più quel tipo di manodopera, perché ci sono state delle evoluzioni. Bene o male, l'edilizia che si fa oggi non è più quella che si faceva 20 anni fa, quindi servono delle competenze. La formazione è fondamentale anche in questo settore, ma serve una visione di quello di dove si vuole arrivare. Quindi pensare di fare anche la formazione in modo storico non va più bene. Allora noi abbiamo cercato di recuperare quello che c'era di buono nella storia di chi opera nel settore qua in Veneto, di adeguarla alle nuove tecnologie, quindi di trasmettere queste competenze, e abbiamo anche cercato di lavorare nel fare rete, nel mettere insieme le aziende, perché prima abbiamo parlato di nuove partite IVA, però per le sfide del futuro
bisogna far rete o bisogna generare degli operatori che siano dimensionalmente in grado di assolvere a queste competenze. Quindi se capisco, magari più imprese prendono un lavoro, uno fa una parte, un altro fa un'altra, in base alle caratteristiche e alle competenze che ha la singola azienda per andare, per esempio, oppure per accedere al credito, per esempio. Esatto, cioè perché serve dare un progetto, una capacità completa a chi opera, sia di occuparsi anche di recuperare il credito, ma un problema che hanno i veneti in generale, che sono bravissimi a fare le cose, sono meno bravi poi a proporle. Commercialmente noi dobbiamo crescere molto, quindi c'è tutta una serie di percorso per acquisire nuove competenze sulle quali bisogna investire. C'è terreno fertile, sì, le imprese sentono queste esigenze. Sentono, sono costrette, ma secondo noi non sentono abbastanza. Però capite anche che stiamo vivendo un momento anche di depressione, se mi potete consentire il termine, no? E anche in questo senso servirebbe un aiuto esterno, cioè da chi dovrebbe avere una visione, dovrebbe dare degli indirizzi. Ecco, questo ci manca. Teniamo presente che la Cassa ed il Cassa stanzia ogni anno notevoli sostanze per il sostegno alla formazione anche professionale, di aggiornamento professionale. È chiaro che l'intervento che può fare la Cassa è un contributo sulle spese per la formazione. Logicamente, come diceva il Presidente, in questi momenti purtroppo non serve a coprire tutte le necessità che ci sono di aggiornamento tecnologico, di aggiornamento professionale, per quello che sarebbe la necessità, di affrontare oggi la svolta del mercato, diceva anche il professor Della Puppa. Quello che possiamo fare noi è un intervento di contributo, ma se ci fosse un sostegno maggiore anche da parte di altri soggetti, parlo del soggetto pubblico, ovviamente non solo la Regione, ma quello che potrebbe essere anche lo Stato centrale, insomma, cioè avere dei contributi per poter sviluppare in maniera migliore e più capillare la formazione, perché oggi un po' tutte le associazioni di categoria che sono all'interno del Cassa, ovviamente col sostegno della parte sindacale, perché la formazione... Oggi come vi sostenete? Con lo 0,30 per il lavoratore? Oggi il sostegno per la formazione professionale è lo 0,20. 0,20, che ovviamente è, adesso non dico una goccia nel mare, perché l'anno scorso abbiamo stanziato quasi 1 milione di euro per il sostegno alla formazione, però le necessità sarebbero molte di più. Noi facciamo il nostro ruolo. Purtroppo al momento non è sufficiente a coprire tutte quelle che sarebbero le necessità. In un momento di crisi l'impresa fa anche fatica. A chi chiedereste sostegno? Se potesse chiedere sostegno a qualcuno, no, a chi chiederebbe? Ovviamente, adesso non perché l'assessore è venuto qua, va via con le tasche vuote oggi. Io prendo proprio spunto da questa provocazione per fare una considerazione. È il momento nel quale dobbiamo scegliere le priorità. L'ho detto prima e lo ripeto. Se il mondo dell'edilizia, inteso come un mondo complesso, viene ritenuto prioritario, allora vuol dire che al 1 milione di euro che mette la Cassa, qualcuno ci mette la differenza per quello che sceglie, ma lo stesso mondo, in questo caso prendiamo il mondo degli artigiani, degli industriali, deve dire questo è prioritario. E domani, quando vengo con un'altra categoria, gli spiego che deve avere pazienza. Perché se vale il principio nazionale che abbiamo criticato tutti, dei famosi tagli lineari, sono quelli ciechi, no? Siccome non so scegliere, faccio una sforbiciata. Così magari taglio stamattina la polizia, domani mattina le scuole. Invece devo avere il coraggio, se ho meno risorse, poi diciamo, ma chi li ha rubati i soldi? Mi veniva una provocazione, visto che lei è al governo, no? Sì. Il suo partito è al governo, in fondo sta avvenendo questo a livello di tagli, insomma, mi sembra che sia una copertina un pochino corta. È una provocazione, ma la colgo volentieri, poi vado anche sui temi regionali, così ci capiamo. Beh, devo dire che, ad esempio, questo governo che farà fastidio, nel quale ci siamo anche noi, non dico perché poi le polemiche farà bene, ha rimesso, dopo 6 anni, 750 milioni di euro per la sicurezza alle forze dell'ordine sui contratti. Allora, siccome mi pare che oggi di benzina si parli meno di una volta, di macchine ferme in garage della polizia si parli meno di una volta e di stipendi si parli meno di una volta. Dopo parleremo di numeri, ma ha rimesso 750 milioni di euro. È una priorità? Sì. È sufficiente? No.
Nel bilancio regionale che stiamo approvando in queste ore, infatti volevo arrivare anche a questo. ne cito una. Il bilancio è entrato con 60.000 euro per la sicurezza, non è competenza regionale, se no uno prende paura. Però da anni abbiamo sempre aiutato i comuni per la sicurezza. Bene, noi abbiamo fatto un emendamento che è passato in cui da 60.000 euro si va a 5 milioni. Sufficienti? No. Ma è un segnale per i comuni che vogliono aumentare la videosorveglianza. Ecco, 60.000 era un non segnale. Ma è ovvio che per mettere qua i 5 milioni di euro o per mettere i 7,50 a livello nazionale devi dire no a qualcos'altro. Era quello che io vorrei che... Voi cosa avete detto no, giusto per... state dicendo? Abbiamo levato altri soldi e altri investimenti. Forse tra una rotonda importante da qualche parte che costa 5 milioni di euro e 5 milioni di euro per la videosorveglianza in qualche comune, oggi per me è più importante la videosorveglianza. Chiaro. Faccio un esempio banale, ma qua non voglio far bella figura rispetto ad altri, dico solo che ci vuole il coraggio di essere seri, perché è un momento complicato nel quale è facile fare il populista dicendo è colpa di Roma ladrona, è colpa dell'Europa. Fin qua siamo tutti d'accordo, il colpevole lo troviamo sempre, poi bisogna scegliere, non possiamo aumentare le tasse, dobbiamo, se possiamo, diminuirle. Siccome c'è meno guadagno, c'è meno reddito, dobbiamo cancellare gli sprechi e spendere bene i soldi. Quando spendi bene i soldi devi dire sì al comparto artigiano dell'edilizia, no a qualche altro comparto, perché dire sì a entrambi è una bugia. Io vorrei fare una puntualizzazione. puntualizzazione. Scusate, ma mi pare che parlo con chiarezza, almeno su questo. No, chiarissimo da questo punto di vista, prego. Io quando facevo riferimento che serve una visione, intendo una visione politica e delle normative che aiutino a operare questa trasformazione, perché va dato atto merito alla Regione attraverso l'assessore Donazan e Coppola. Per la formazione abbiamo fatto dei progetti assieme e abbiamo condiviso degli finanziamenti, abbiamo messo come cassa delle risorse e la Regione ha contribuito, quindi la volontà c'è stata e quindi non è che... Si potrebbe fare di più, però insomma senza dubbio è stato fatto. Insomma, è positivo il rapporto, è stato utile. Se riteniamo che il settore edile... No. Oggi siamo d'accordo così, però... No, importante e prioritario anche per l'economia, perché trascina altri settori. Evidentemente, lo diceva prima il Presidente, noi ne usciamo da questo settore, da questa crisi con un settore trasformato. Non abbiamo più bisogno dei lavoratori o delle imprese dai e vai. Non è a caso che la crisi maggiore la sta sopportando il settore industriale dell'edilizia, perché il settore artigiano si è un po', voglio dire, adeguato al nuovo. Noi dobbiamo considerare tutta la parte dei lavoratori. Noi non abbiamo più quei lavoratori che conoscevamo fino a 20 anni fa, che oggi non sono in pensione, sono usciti dal settore, quelli che conoscevano le ristrutturazioni, quelli che costruivano. Noi abbiamo parcellizzato talmente tanto la produzione che chi faceva il muro non faceva l'intonaco, chi faceva l'intonaco non faceva null'altro. Pensare che questi tipi di professionalità possono inserirsi in un contesto di ristrutturazione dei palazzi, dei centri storici, di quello che abbiamo, è difficile. Noi dobbiamo riqualificarli questi lavoratori, perché i giovani lavoratori che sono inseriti nel settore, oggi magari diversi anni che non vengono più inseriti, quindi giovani magari 40enni o 45enni, non hanno conoscenza del processo lavorativo completo, che è necessario se vogliamo intervenire nella riqualificazione delle nostre abitazioni, dei nostri capannoni. Quindi la formazione professionale diventa fondamentale se vogliamo uscirne da questa crisi, perché il fattore umano, il fattore dei lavoratori è centrale. Sì, però su il questo Presidente percorso. diceva che è stato fatto questo e deve essere fatto un po'. Sì, ma siamo lontani da una formazione, voglio dire, noi Cioè dal salto la sicurezza, sicurezza, guardate, anche tutto non abbiamo toccato, ma tutto il tema della sicurezza. Guardate che in un momento di crisi le prime cose che si lasciano sono i sistemi di sicurezza, perché evidentemente, quindi c'è tutto un percorso nuovo da fare, partendo dalla questione, io condivido con il Vicepresidente, dove dice dobbiamo scegliere quali sono le priorità. Un attimo. Ma guardate che noi abbiamo io uso il termine parco, ma un parco di abitazioni a disposizione nuove, che se o orientiamo il settore sulla riqualificazione energetica,
sulla riqualificazione della star bene nelle nostre case o nei nostri capannoni, oppure se pensiamo di rimetterci nel mercato del nuovo o di rimetterci nelle vendite del nuovo, con anche un problema demografico che abbiamo anche in Veneto, evidentemente è difficile, perché cartelli vendisi ce ne sono a centinaia e migliaia in tutte le strade che noi percorriamo, quindi abbiamo necessità di sviluppare il piano casa, di dare quegli incentivi giusti, di dare quel sostegno, perché quella è la strada d'uscita, riqualificando il lavoro. A Bruciapello. Se c'è la pubblicità che incombe, me la stanno... A Bruciapello, ecco, visto parliamo di formazione, secondo lei a Bruciapello, in ordine di priorità, se potessi individuare una categoria nell'ambito dell'edilizia che avrebbe bisogno più degli altri di essere aggiornato? Ma indubbiamente tutte quante, d'accordo. Oggi il problema sono i restauratori. I restauratori, nel senso che è lì il Quindi tema. Potrebbe essere un'attività lavorativa per qualcuno fare restauratore. Abbiamo sempre meno bisogno di calcestruzzo, sempre meno bisogno di ferraioli, perché se ristrutturiamo abbiamo bisogno invece di chi sa bonificare le case, renderle, come dire, dal punto di vista sismico sicuro, quindi abbiamo bisogno di persone che conoscono la materia di cosa stiamo parlando, oltre che secondo me va rigenerata e riqualificata anche tutto quel settore di professionisti che fino ad oggi hanno per schemi generali costruito in base a delle indicazioni di cubatura, senza tener conto che dentro una cubatura ci va una famiglia, dentro una cubatura ci va un'attività produttiva e che magari ha bisogno di tutta una serie di qualificazioni. Vi do di nuovo la parola un attimo, solo pubblicità, tra pochi secondi.